Trans e prostitute si appellano al giudice. Il provvedimento comunale dell'articolo 27 del regolamento di polizia urbana del comune di San Fiore è illegittimo e meritevole di disapplicazione immediata, poiché inopinabilmente lesivo di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Questo in sostanza è il ricorso presentato dall'avvocato Daniele Panico, che chiede l'annullamento delle multe a carico dei suoi assistiti. In realtà la Polizia Municipale di San Fiore avrebbe agito in base al regolamento di polizia locale, che di fatto vieta di intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico al fine di attirare o indurre alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento. Tale condotta si esplica attraverso la nudità anche solo parziale di parti intime del corpo, l'utilizzo di abbigliamenti succinti attraverso comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad attirare la potenziale clientela. La risposta dell'avvocato è immediata ed è il motivo del ricorso. Il trans non è solita prostituirsi intrattenendosi ai margini della strada, ma a bordo della propria autovettura in apposita zona di sosta, non esibisce alcuna nudità nemmeno parziale. Fra l'altro, secondo il legale, la motivazione verbalizzata in una delle multe lascia intendere che essere omosessuali o transessuali e quindi vestire abiti che per tipicità sono destinati al genere femminile sia elemento sufficiente per essere sanzionati nel comune di San Fior. La parola spetta ora alla magistratura.